L'urlo silenzioso del maltempo. Niente tuoni e fulmini, Vicenza non è travolta dalle acque come Venezia, non ci sono la melma e il fango della grande esondazione del 2010, quando il 20% della città del Palladio venne invasa dal Bacchiglione e dal Retrone. Oggi nessuna apocalisse, ma in una giornata crepuscolare come questa c'è la sensazione di un pericolo strisciante, incombente. Piove. Silenziosamente piove senza tregua, una pioggia sottile, incessante, fredda. Per il Bacchiglione è allerta rossa, la piena, secondo il centro funzionale della Regione Veneto, è attesa tra le 10 di sera e mezzanotte. La situazione a Vicentino comunque è delicata, stiamo monitorando con l'aiuto della prefettura e della protezione civile anche regionale la situazione, l'intensità della pioggia soprattutto nell'Alto Vicentino è importante, i livelli di fiume sono sotto controllo, però stiamo naturalmente aspettando l'onda di piena. Al COC, nome in codice del centro operativo comunale, il sindaco presiede la riunione istituzionale. Alla luce dell'allerta meteo dichiarata in tutto il Veneto, il prefetto annuncia che riguardo alle scuole i singoli comuni valuteranno se tenerle aperte o chiuderle in base alle condizioni di rischio dei rispettivi territori. Così, se in diversi centri dell'altopiano le lezioni vengono sospese, a Vicenza gli istituti restano regolarmente aperti. Certo, piove, ma c'è un altro problema da affrontare: il vento. Raffiche forti che a Due Ville hanno spostato un ponteggio edile che è finito in equilibrio precario contro i cavi della media tensione. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno messo in sicurezza la zona. Intanto le ore passano, a Vicenza i cittadini puntano gli occhi sul Bacchiglione, qualcuno si collega con il sito del comune, con le telecamere che osservano in tempo reale la situazione. Il modello scientifico adottato dal centro funzionale della regione prevede, entro mezzanotte, una piena a Ponte degli Angeli di 4,70 metri, quindi sotto il livello critico. In caso di peggioramento, se il fiume dovesse salire oltre le previsioni e arrivasse a 5,75 metri, verrebbe aperto il bacino di Caldogno per far defluire l'acqua, evitando che si superi la soglia dei 6 metri, il punto in cui il Bacchiglione potrebbe rompere gli argini. Ma ad oggi siamo sotto, ampiamente sotto, e le proiezioni fanno pensare che si resterà sotto i 5 metri per oggi, perché poi domenica arriverà un'altra ondata. Il sabato è un momento di pausa secondo le previsioni, invece la domenica sarà anche lì fenomeni intensi di maltempo e quindi dovremo monitorare la situazione attraverso il COC e attraverso la collaborazione della protezione civile regionale.